Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati. Vediamo di incominciare la nostra puntata con un ospite che ho il piacere di riavere qui in studio, Jonathan Morello Ritter, grazie di essere qui con noi. Grazie in veste di presidente Confapi Ambiente e quindi le aziende medie o piccole, anche un po' più grandi del nostro territorio, che però ci spiegherà bene, hanno un occhio di riguardo all'ambiente, e poi anche come contitolare di una società Ambico, che si occupa di investimenti sostenibili. E qui si apre un altro versante molto interessante, quello degli investimenti sostenibili, cosa vuol dire, e tutto un settore che potrebbe essere in grandissima espansione, di grande interesse anche per i più giovani. Settore giovani che peraltro lei ha seguito per tantissimi anni, sempre dentro l'associazione, sì. Fino a, ancora adesso è giovane, però insomma fino a un certo punto, vero? Ancora per poco giovane, ma sì, ho seguito per tanti anni giovani anche a livello nazionale, è stata una grandissima e bella esperienza. Davvero. È una bella sfida tra l'altro. Sì, soprattutto oggi, al giorno d'oggi. Bravissimo, allora incominciamo un po' con questo, ambiente e giovani. Ambiente giovani. Ci sono delle cose che vanno assolutamente d'accordo, abbiamo tutti gli ambientalisti che sono giovani convinti, ne combinano adesso in questo periodo di una e più di ancora, però ci sono tantissimi giovani che hanno un occhio di riguardo spontaneo nei confronti dell'ambiente, che vuol dire il loro futuro, ma non tutti intraprendono le professioni che possono essere idonee anche ad intervenire sull'ambiente. Magari, ancora pre-pandemia, penso un mese prima dell'annuncio, ero a Roma con David Sassoli e si parlava appunto di futuro, di quello che, di come avremmo dovuto gestire un futuro, ancora ovviamente ignari di cosa ci avrebbe aspettato da lì a poco. E si parlava ovviamente di digitale, si parlava di ambiente, di sostenibilità. E il mio intervento è stato diretto ai giovani. Perché i giovani nascono digitali, nascono green, nascono nell'ambiente, nella sostenibilità e hanno il futuro davanti a loro, ed è giusto che siano loro i protagonisti di questo presente e di questo futuro. Quindi sicuramente hanno non solo un ruolo centrale in queste tematiche, ma gli dobbiamo anche qualcosa, visto insomma cosa gli abbiamo lasciato, cosa ereditano diciamo da noi, e mi metto dalla parte diciamo dei più adulti. Quindi sicuramente queste sono tematiche che sono centrali e che poi la Comunità Europea, insieme ovviamente a quelle che sono il PNRR, le risorse a disposizione, le ha messe appunto a giovani, all'ambiente e al digitale. Oggi noi ci troviamo sicuramente con delle opportunità grandissime di investimento sul rinnovabile, e quindi ad esempio sulle comunità energetiche o su altri investimenti sostenibili che sono davanti a noi, come l'idrogeno, dove sono stati stanziati molti miliardi, e dall'altra parte il digitale, con le tematiche dell'intelligenza artificiale, del machine learning e di tutta una serie di tematiche legate all'ICT, al mondo della tecnologia, che sicuramente saranno e sono oggi in mano ai giovani, che hanno cambiato completamente il modo l'approccio del mondo del lavoro, e noi imprenditori, io sono imprenditore ormai da 13 anni, dobbiamo rendercene conto e mettere subito in atto delle azioni se vogliamo ancora che i giovani vengano a lavorare nelle nostre aziende e non scappino effettivamente all'estero. Esatto, questo che il fatto dello scappare all'estero, per me è un tema ricorrente, però non gli si può neanche dar torto, perché comunque è un'esperienza arricchente, ti fa vedere il mondo da un'ottica prospettica, e anche la tua stessa realtà, il tuo paese, eccetera. È dovuta al fatto che le nostre aziende sono, come le definiscono poi molti, ancora un po' vecchie, governate da persone con una certa mentalità, oppure che cosa c'è che non è di appeal per i giovani, per far sì che ci sia quella svolta e per far sì che ci siano queste professionalità che crescono e restino da noi? Sicuramente una volta forse poteva essere così, le aziende erano un po' vecchie, oggi la cosa è molto cambiata, se si pensi solo che sull'Italia, soprattutto nell'ambito dell'ICT, dell'e-commerce, durante il Covid è cresciuta a doppia cifra, cioè c'è stata una digitalizzazione, una trasformazione delle imprese nel tempo. Il fatto che oggi il mondo è globalizzato e quindi non possiamo più aspettarci che le persone
tante esperienze all'estero e che poi tornano in Italia con un gran know-how appunto da spendere nel nostro bel paese. E quindi sicuramente quello che può essere attrattivo qui in Italia sono dei ruoli diciamo importanti di crescita all'interno delle nostre strutture, delle nostre aziende. Quindi avere prospettiva. Eh sì, perché noi possiamo avere due strutture tendenzialmente. Quella che spesso è italiana della piccola e media impresa, dove c'è il titolare e poi tutto piatto, diciamo, tutti i dipendenti. E poi invece c'è quella un po' più piramidale, dove quindi c'è anche la delega, c'è una possibilità di crescere, di percorrere sicuramente una carriera che è diversa, quindi ci si vedono degli sbocchi di crescita e permette non solo alle persone di crescere, ma di far crescere l'intera azienda e renderla anche globale. Quindi questo è sicuramente un percorso che va fatto insieme ai giovani, non solo per i giovani, ecco. Relativamente anche al discorso energetico, cioè noi siamo comunque in ritardo. È innegabile. Certo. Ci sono aziende all'avanguardia, magari anche la sua, tra l'altro, occupandosi del settore anche di investimenti, di cose, avrà quel grip in più, però siamo un po' in ritardo, questo è riconosciuto. Perché questo? Ma siamo in ritardo essenzialmente perché non c'è stata una politica, diciamo, ben chiara su dove si volesse andare, e questo ha penalizzato molto, diciamo, le imprese. Si pensi che qui in Italia essenzialmente, oltre all'idroelettrico che è gestito da grandi aziende, ma anche ovviamente municipalizzate, il settore che va diciamo, a di più è quello del fotovoltaico. Nel 2010 c'è stato un grande comunque incentivo, ma subito dopo anche una brusca frenata. Io ricordo qui a Padova che ero firmatario insieme a Massimiliano Barison, che a quel tempo era presidente era assessore provinciale al lavoro, sì. E tutte le associazioni di categoria insieme hanno firmato perché effettivamente il governo non tagliasse di colpo gli incentivi, perché avrebbero messo in difficoltà molte aziende. Infatti purtroppo così è stato, e quindi causando ovviamente tanti licenziamenti, tante problematiche. E questo ovviamente ha in qualche modo frenato quello che invece era un percorso di crescita del fotovoltaico, che in realtà i tetti, solo il 10% dei tetti fino a un paio di anni fa era coperto da impianti fotovoltaici. È ricresciuto qualcosa col superbonus, ma sappiamo bene il caos che ha creato il superbonus, e quindi anche le imprese lì hanno dovuto fermarsi di colpo, no? Quindi sicuramente una strategia pluriennale, decennale sul sostegno alle energie rinnovabili e al fotovoltaico non c'è stato. Sono stati dei tentativi che sono sempre stati interrotti anche bruscamente, creando delle problematiche, non poche problematiche, sia a chi ha investito sia alle imprese. Quindi occorre innanzitutto il lungo periodo fondamentalmente, certo. Quindi una vision lunga in modo che gli imprenditori possano strutturarsi e comprendere. Però queste cose di lungo periodo poi ingenerano nel nostro paese, non si sa come mai, dei meccanismi perversi. Guardi, io dico, bisogna saper fare bene i conti. Qualche giorno fa ero al convegno 2050, c'è il GSE, c'era un bellissimo convegno nazionale. Il Forum Nazionale dell'Energia. Sì, davvero molto interessante, e la mia provocazione è stata quella proprio di dire: attenzione, questa volta abbiamo fatto bene i conti, nel 2010 abbiamo terminato i soldi, super bonus abbiamo visto che abbiamo fatto male i conti, adesso che per esempio ci sono le comunità energetiche rinnovabili, certo, ci sono tanti imprenditori che stanno investendo, ma non solo, anche tante famiglie, tante amministrazioni, tanti enti del terzo settore. Bene, se vogliamo che questo strumento delle comunità energetiche, che è uno strumento bellissimo di condivisione dell'energia e che quindi porta sia a livello ecologico ma anche sociale ed economico grandi vantaggi, deve essere sorretto effettivamente dalle risorse giuste, congrue. Ecco, quindi questo spero che questo conteggio questa volta l'abbiano fatto correttamente, perché come dice lei ci vuole uno spettro almeno di 5 anni per poter investire e vedere anche dei risultati, altrimenti troveremo sempre delle aziende dopo messe in difficoltà, delle dipendenti in difficoltà e delle persone che hanno fatto un investimento senza poi poter trarne beneficio. Io chiedo, comunità energetica, proprio visto che noi abbiamo un target molteplice che ci segue e non tutti sono a conoscenza, hanno compreso appieno cosa stanno a significare, perché lei ha detto dove ci sono delle famiglie ma ci sono anche delle aziende. Cosa sono?
La Quindi comunità spieghiamola a vari energetica, sì, livelli. sì, io cerco di essere molto semplice. Comunità energetica rinnovabile vuol dire è una comunità, una condivisione dell'energia prodotta da impianti rinnovabili. In questo caso facciamo finta che siano tutti fotovoltaici, perché in Italia essenzialmente questa è la fonte rinnovabile più presente. E cosa succede? Che spesso diciamo, il vantaggio dell'energia rinnovabile e fotovoltaica è quello dell'autoconsumo, quindi della produzione Esatto, di energia elettrica fotovoltaica e dell'istantaneo consumo degli elettrodomestici o di quello che può avere come l'azienda come consumo. C'è una parte che non viene autoconsumata che viene immessa nella rete. Questa energia che viene immessa nella rete deve percorrere come fosse un tubicino d'acqua, voglio dire, deve essere rimessa nella rete e quindi a volte anche rimessa in alta tensione con dei costi, insomma, nella distribuzione di questa energia, chiamiamola così, in eccesso. Quello che vuole fare la comunità energetica rinnovabile è quella di dire questa energia che producono di più gli impianti fotovoltaici possono essere autoconsumate da altre realtà in maniera virtuale. Quindi si crea praticamente un'ottimizzazione della rete elettrica e quindi della produzione dell'autoconsumo a livello locale e quindi automaticamente diciamo, lo Stato ha un risparmio nella manutenzione di quelle che sono le infrastrutture energetiche del Paese. In questo modo diciamo, lui premia chi effettivamente condivide in maniera corretta questa energia con questo meccanismo chiamato comunità energetiche rinnovabili, in questo caso del fotovoltaico. Ma i soggetti che fanno parte di questa comunità energetica possono essere anche imprenditori, peraltro, quindi con delle aziende, penso alle aree industriali dove facessero anche delle coperture col fotovoltaico, potrebbe essere interessante, dove è fattibile, insomma, che vantaggi vengono ad avere, perché stiamo parlando in Italia dove naturalmente lo sa benissimo, l'imprenditore fa anche due conti, a me cosa me ne viene, o la famiglia, se non è idealista allo stato puro fa questa valutazione. Beh, sicuramente oltre all'aspetto ambientale molte famiglie, molte imprese cercano anche di avere un risparmio energetico e quindi economico della loro attività o insomma per la loro famiglia. E la comunità energetica rinnovabile ha il bello che può essere completamente aperta a qualsiasi configurazione. La comunità energetica in realtà è un insieme di contatori dell'energia elettrica, certo, di pod. sì, sì. Okay? Quindi indipendentemente di chi appartiene, questa possa essere diciamo, costituita in forma anche molto libera. Non occorre che abbia una configurazione societaria o associativa o altro, ecco, è molto libera, bisognerà vedere ancora quale sarà la forma migliore, ma quale sarà la forma migliore anche a seconda di quello che sarà lo scopo o le parti che comporranno questa comunità energetica. Per quanto riguarda le imprese, sicuramente uno dei modelli che abbiamo presentato noi al Comune è quello di valorizzare la zona industriale di Padova, che oggi è molto bisfrattata, no? È tenuta molto nascosta, e invece può diventare il nuovo generatore di energia pulita per il centro storico, ad esempio. Perché? Ma perché esatto, c'è questo gap tra, come lei l'ha detto ed è vero, cioè non è tanto bistrattata, si è voluta quasi, gli imprenditori che ne compongono questa zona, che hanno le loro aziende, sono stati sempre in secondo piano, non si sono mai attivati. Abbiamo altre parti del nostro paese dove invece c'è stata questa volontà di far sistema, far gruppo, di creare un qualche cosa. Cos'è che non ha funzionato? Beh, sicuramente oggi noi abbiamo delle conformazioni delle aziende che sono tutte capannoncini, piccolini, facciamo difficoltà e soprattutto ognuno diciamo, può produrre energia per se stesso fino adesso, no? Fino alla creazione delle comunità energetiche. Che però è già una buona cosa, forse così per le aziende sarebbe... Ma sicuramente quello che frena molto, che ha frenato molto il Paese, ancora una volta, non è tanto il meccanismo di autoconsumo. Oggi chi installa un impianto fotovoltaico, io credo, è uno degli investimenti più redditizi. In 6-7 anni si rientra dall'investimento e si ha altri 20 anni di energia gratuita autoconsumata. Si parlava all'interno del convegno. L'impianto fotovoltaico, chi lo installa si garantisce un prezzo dell'energia per 30 anni di 6 centesimi contro i 50-60 che si pagano adesso. Quindi davvero un vantaggio enorme, una stabilità del prezzo dell'energia che abbiamo visto e che nell'anno scorso è esploso. Quindi certo. Assolutamente uno degli investimenti che già adesso, senza alcun incentivo, è già uno dei più importanti. Quindi sicuramente chi installa oggi l'impianto fotovoltaico, chi l'ha sempre installato,
lo ha sempre voluto fare, ha sempre avuto un beneficio. Ovvio che abbiamo tanti problemi legati ad esempio alle sovrintendenze, Graticolato Romano, ci sono zone industriali che sono ancora sotto, o a Cadone, che insomma abbiamo zone che sono ancora piene zone industriali o artigianali, ma che hanno il vincolo urbanistico e la sovrintendenza, cosa è pazzesco, cioè com'è possibile? E quindi non possono fare certi tipi di... Possono farli, ma con rallentamenti molto importanti, ma le stesse infrastrutture energetiche effettivamente hanno difficoltà, vediamo alcune zone dove effettivamente connettere l'impianto fotovoltaico è più difficile perché incominciano ad esserci degli sbalzi di tensione, delle tempistiche da questo punto di vista, ma compresa la eventuali certificati di prevenzione incendi che sono molto lenti e che sono ovviamente difficoltosi da poter fare. Quindi abbiamo una burocrazia che in realtà è abbastanza ancora importante, nonostante negli ultimi anni si sia tentato e si sia sicuramente semplificato molto l'iter. Ecco, io credo che rispetto alla comunità energetica come c'è oggi, che purtroppo si regge ancora su un incentivo. Lì però è una forma mentis, secondo me, o no? Sì. Lei ha avuto modo anche di confrontarsi con realtà estere dove questo incentivo non è contemplato, no? Non è contemplato, no? Si parli... invece se non c'è l'incentivo non parte niente, è una cosa... In Brasile già, la Coelba in Bahia, io sono stato nel 2014 a parlare con appunto la Coelba, che è la nostra distribuzione essenzialmente eterna, e lì essenzialmente tu puoi produrre da una parte e autoconsumare dall'altra, e con un semplice, banale, vuol dire conteggio aritmetico, somme e sottrazioni, ti viene imputato semplicemente il costo di quello che consumi al netto, ovviamente, della produzione. Sarebbe molto semplice. Che sarebbe la cosa troppo semplice. Oggi se vediamo quello che sono adesso, sono algoritmi per calcolare l'incentivo, robe stranissime, complesse e complicate, e anche quello oggi è un grande freno, perché creare la comunità energetica ha un costo soprattutto di consulenza, perché ci vogliono competenze trasversali da avvocati è la a prima tecnici. Persona che lo dice. Sì. È la prima persona che lo dice. Guardi, questa è la notizia, cioè bellissimo, c'è questo problema oggettivamente, che è oggi tipico sì. nostro. Oggi sì. È un freno però di fatto, quando all'inizio una persona non ci pensa, non lo sa, lo scopre quando entra, no, nel meccanismo di queste comunità. Ed è quello il qui discorso. abbiamo la duplice, diciamo, problematica. Uno è la complessità, due sono le tempistiche, perché c'è sempre questo fattore di incertezza, no? Incertezza di coperture, come ho detto prima, e vorrei che qualcuno magari si esprimesse e ci dicesse state tranquilli, abbiamo fatto bene i conti che capiti per casa. E la seconda è quello che comunque dal 2019-2020, che è fuori la legge delle comunità energetiche rinnovabili, siamo al 2023 e dobbiamo ancora avere gli ultimi decreti approvati dalla Commissione europea e poi trasformati dalla GSE per essere effettivamente, quindi prima di settembre probabilmente dalle ultime interlocuzioni col GSE non avremo ancora le comunità energetiche utilizzabili così. Quindi ancora tutto in stand-by. Non abbiamo i numeri, non abbiamo ancora il dato vero dell'incentivo che potrà essere applicato a questa norma. Quindi oggi quello che si fanno sono solamente ipotesi, molto vicine, nella speranza che, voglio dire, non ci siano tanti bruschi cambiamenti, però sicuramente oggi non abbiamo ancora le carte certe, non abbiamo ancora le cosiddette regole tecniche del GSE che definiscono le modalità operative con cui poter accedere agli incentivi. Quindi ad oggi c'è anche questo che frena moltissimo, oltre la complessità della forma, ad esempio, giuridica, no? C'è col Comune di Padova, che è uno dei comuni virtuosi oggi, perché davvero è molto avanti con le comunità energetiche, e grazie anche, insomma, a tutto quello che sta facendo, avendo vinto, no, una delle 9 città italiane che partecipa a questo progetto sperimentale nel 2030 a impatto zero, e si è mossa già col GSE invitandolo, coinvolgendo tutte le associazioni di categoria, quindi si sta muovendo molto bene, e a noi ovviamente abbiamo non poche, diciamo, problematiche nonostante questo aiuto, che ci sta dando il Comune, di capire come poterci muovere, perché non si capisce bene quale forma giuridica debba avere questa comunità energetica, per esempio, per poter entrare il Comune e non rimetterci con tutta la proprietà, perché ovviamente ci sono delle tutele, delle limitazioni, delle responsabilità che possono essere di capitale o possono essere... Che cos'è la omnibus. comunità, insomma, come viene configurata? Sì, c'è una grande... non si sa ancora che modello avrà, perché non è predefinito, è libero, e in quanto libero è complesso.
Torniamo a parlare di questo, entriamo anche nello specifico della società di cui si occupa, che sono sempre degli aspetti molto interessanti, innovativi sotto certi versi, ovvio per chi ci lavora no, però per i nostri telespettatori sì, sono sempre significativi. Dopo la pubblicità, tra poco.